Il 28 ottobre del 2008 Giuseppe Nicosia, 41 anni, di Caltanissetta, è stato arrestato dalla polizia perché, sorpreso con dei vasetti di marijuana intento a coltivare canapa indiana. Giuseppe Nicosia, laureato in scienze naturalistiche e specializzato in botanica, ha coltivato e oggi coltiva, produce e vende marijuana per uso tecnico, ovvero come deodorante ambientale o anche altro originale utilizzo come muschio per il presepe. Ed è uno dei massimi esperti antiproibizionisti. Nell'ottobre del 2008 Giuseppe Nicosia di Caltanissetta, dottore in scienze naturali, è stato arrestato per coltivazione di marijuana. In verità, poi nel corso del tempo, come si è scoperto e come è stato accertato e come è tuttora, Giuseppe Nicosia è a capo di una impresa, tra virgolette, che coltiva, produce e vende marijuana come prodotto tecnico, come deodorante per l'ambiente. Ed è uno dei più esperti antiproibizionisti europei. Sì, praticamente dal 2008 a oggi sono cambiate un sacco di cose. Io sono stato arrestato perché avevo messo dei semi in terra. In carcere ho capito che non può essere reato coltivare una pianta, crescere amorevolmente e fare poi del suo ricavato ciò che si vuole a livello personale. E quindi ho iniziato una battaglia, sono stato vicino ai radicali, io ringrazio sempre Rita Bernardini e soprattutto Marco Pannella, che è rimasto esempio in Italia, lo è tutt'oggi. E niente, da allora ho combattuto l'antiproibizionismo, in carcere ho scritto questo libro. Leone bianco, leone nero, la legge non è uguale per tutti, perché comunque davvero in quest'Italia ce n'è di ingiustizie. Io sono stato punito perché ho violato una legge, ma è una legge illogica, e quindi da allora mi batto per cambiarla. Ho dovuto dimostrare che questa pianta non è il male, ma anzi è il bene per il pianeta, è ecologica, coltivarla riesce a depurare i terreni, coltivandola si riesce a depurare i terreni a metalli pesanti, sottrae un sacco di anidride carbonica dall'atmosfera, e con questo problema dell'effetto serra è importantissimo. Produce dei semi che sono eduli, si mangiano e sono molto nutrienti, e in più questo suo fiore è medicina, lo scrivevano già dei ricercatori addirittura 2000 anni prima di Cristo. Ci sono nel primo erbolario che parla di appunto medicina, di pianta come medicina, la canapa richiamata per la terapia di oltre è nominata per la terapia di oltre 100 patologie diverse. Quindi sostanzialmente siamo riusciti a dimostrare queste cose. Oggi lavoro per la Green Marlic, sono il direttore delle produzioni, produciamo Cannabis Light in Sicilia, a Canicattì, e la rivendiamo ai grossisti. Ormai la Cannabis Light è un prodotto venduto in Italia per uso tecnico, è un po' un'ipocrisia perché si sa che la cannabis è stata sempre usata per essere fumata, però se dobbiamo dire che si usa per uso tecnico, si usa per uso tecnico, non ci faremo vedere per strada a fumarla. È venduta solo ai maggiorenni, ha un quantitativo di THC sotto lo 0,2 perché la legge ci permette questo, però miriamo a delle leggi più ragionevoli e logiche che ci permettono di fare quello che fanno gli amici, i nostri vicini di casa in Spagna o in Olanda o in paesi come l'America. Ormai molti paesi in America hanno legalizzato la cannabis anche per uso ludico e quasi tutta per uso terapeutico. Quindi pertanto la marijuana che adesso coltivi e produci è soltanto venduta e acquistata come deodorante per l'ambiente. Allora, in realtà il termine è uso tecnico. Uso tecnico vuol dire che ci fai quello che vuoi tranne che mangiartela, utilizzarla per te praticamente, fumarla ad esempio, e quindi ci puoi fare il muschio per il presepe quest'anno, oppure puoi appunto deodorarci i cassetti o gli armadi.